Valerio Baldovin, una partita che ha fatto vedere Padova nel primo set lottarsela alla pari, giocarsela alla pari, poi si è andato un po' a perdere lo smalto della squadra. Sì, sicuramente abbiamo giocato bene per un set e mezzo, poi siamo un po' calati, però c'è da dire che loro hanno una serie di battitori che ci hanno messo in grossa difficoltà e la partita è girata tutta attorno a questi due fondamentali, battuta e ricezione, che poi per il resto abbiamo anche giocato, voglio dire, quando siamo entrati nello scambio, però battuta e ricezione è stato troppo penalizzante il differenziale tra noi e loro. Rispetto alla vigilia, quanto è contento o scontento rispetto a quello che ha visto stasera? Beh, chiaramente sono scontento per il risultato, credo che dovremo lavorare molto sul non avere cali di ritmo durante la gara. Sapevamo che era una partita molto difficile, però noi abbiamo l'ambizione di andare in campo sempre provando a giocarci le nostre carte e quindi anche contro di loro ci abbiamo provato. Poi alla fine hanno preso sopravvento soprattutto grazie alla loro serie di battitori, in particolare Leal e Guantorena, però insomma vabbè, sappiamo che è un cammino difficile, siamo partiti probabilmente con l'ostacolo uno di quelli più importanti. Giocheremo di giornata in giornata cercando sempre di tirare fuori il meglio. Ultima cosa, Torres, sfortuna per lui, è partito nella serata no, come potrebbe capitare in altre gare. L'UAT invece sta facendo vedere quello che diciamo già nel precampionato aveva fatto vedere, sembra un giocatore che abbia molta solidità. Sì, vabbè, però sì, sicuramente l'UAT ha fatto un'ottima gara. Torres ha faticato, però secondo me in questo momento dobbiamo pensare a creare proprio un giusto amalgama di squadre in modo da portare tutti quanti diciamo, allo stesso livello, che ancora chiaramente non ci siamo perché alcuni giocatori sono arrivati un po' più tardi rispetto agli altri, questo parzialmente si vede. Guardando alla prossima partita, si giocherà a Milano contro una Milano che al suo esordio non ha fatto bene con Ravenna. Che tipo di gare si aspetta? Penso che ogni partita che giocheremo quest'anno in Superlega sarà una partita bella, però anche difficile, e quindi anche quella contro Milano sarà così. Per quanto riguarda Milano, dal punto di vista tecnico l'avete già affrontata, su cosa è che bisognerà stare attenti maggiormente? Diciamo che la prima cosa che viene in mente a tutti è sicuramente la ricezione, soprattutto sul turno di battuta di Nimir, che chiaramente sarà una delle chiavi della partita, ma non è l'unica arma che loro hanno anche dei giocatori molto tecnici, alcuni, vedi Clevenot, altri molto fisici come Nimir oppure Mar, per cui sarà una partita da giocare, cercando di migliorare un pochettino il livello della continuità del nostro gioco. Grazie, in bocca al lupo.